Buonasera a tutte e a tutti e benvenuti a una serata extra dalle rassegne, ma non extra dal nostro progetto denominato Sul filo del discorso, realizzato e ideato dallo staff della Biblioteca Civica Sempliciana, promosso dall'assessorato alla cultura del Comune di Olbia e cofinanziato dall'assessorato alla pubblica istruzione della Regione Autonoma della Sardegna. E ci tenevamo tantissimo a fare questa serata extra perché ospitiamo il professor Dino Manca, che è uno dei massimi esperti mondiali di Grazia Deledda, più basso, è uno dei primi 10 esperti mondiali di Grazia Deledda, il primo dei 20. Scendiamoci qua. A che punto sei? No. Sei come Sinner, ogni tanto si ammala e decade di classifica. Va bene, bando alle ciance e agli scherzi. A 100 anni dal Nobel, il professor Dino Manca ci presenterà una versione molto più approfondita, molto più seria, molto più studiata, molto più vissuta anche delle opere della vita di Grazia Deledda, scrittrice tra due mondi. Questa serata non si sarebbe potuta realizzare se non grazie alla nostra associazione che collabora con noi, cioè l'Associazione Amici della Biblioteca Civica Sempliciana, per cui lascio la parola al Presidente, a Matteo Micozzi, che con la sua verve, con la sua nonchalance ci presenterà ancora più nel dettaglio questa no, nonchalance non si fa così nonchalance. Qui sembriamo Gianni Pinotto. Ok, Dai, ci siamo? A posto. grazie Antonello. Buonasera a tutti. Dopo questa bellissima introduzione di Antonello, io sono Matteo Micozzi, presidente dell'Associazione Amici della Biblioteca Sempliciana, e abbiamo realizzato questo incontro grazie all'intuizione della nostra socia Durdica Bacciu, che ci ha messo in contatto con il professore. Abbiamo subito accettato la proposta, l'abbiamo inoltrata alla direzione della biblioteca ad Anna Uggias, all'assessorato a Sabrina Serra, che hanno accolto la richiesta in modo immediato. E quindi noi qui stasera celebriamo un anniversario che non è solo una ricorrenza storica, ma è un'occasione viva per rileggere una voce che continua a parlare del presente. Quindi Antonello ha già detto che il professor Dino Manca è tra i primi 10, ma secondo me è sul podio dei maggiori esperti mondiali su Grazia Deledda. Quindi niente, volevo solo dire che come associazione questo appuntamento è un atto di responsabilità e di amore verso la nostra terra, e celebrare Grazia Deledda significa riconoscere la forza di una donna che ha saputo trasformare la Sardegna in letteratura universale. Vi ringrazio per la vostra presenza, non aggiungo altro, e vi auguro questo pomeriggio ricco di emozioni, di ascolto, di emozione e di scoperta. A lei la parola. Si va? Eccoci qua. Allora, ringrazio le convenute e i convenuti, che vedo così numerose e così numerosi, per questa serata che è naturalmente una serata importante. E devo dire che prima di entrare, come si suol dire in queste occasioni, in medias res avrebbero detto i latini, cioè nel merito della questione e delle questioni concernenti la personalità e l'opera di Grazia Deledda, e prima di entrare nel merito dei temi specifici che adesso andrò ad affrontare, chiedo venia il mio cellulare, che è meglio che... Eccoci qui. Sul sostrato sardo
del segno letterario, poi spiegherò, e sul concetto di, diciamo, universale concreto, che si fonda sostanzialmente sul discorso della Sardegna, della Deledda tra due mondi. E però, dicevo, prima di entrare nel merito delle questioni, e per la qual cosa vorrei da subito ovviamente sentitamente ringraziare Durdica e la biblioteca, permettetemi di introdurre questa mia sorta di lezione-relazione con una breve unità propedeutica, si dice all'università, quindi introduttiva e funzionale al tema che andremo a trattare. Una unità che poi mica tanto propedeutica, perché secondo me fa parte già del discorso centrale che vorrei affrontare. Un'unità che parte con una domanda a suo modo provocatoria, che io faccio spesso anche a lezione all'università, alle studentesse e agli studenti, e che non di rado ripropongo all'uditorio. Cioè, questa domanda è sostanzialmente questa: perché Grazia Deledda non si trova nelle storie letterarie? Io partirei da qui. Perché non è mai stata considerata da una certa critica letteraria ed è stata esclusa fondamentalmente dal canone delle storie letterarie italiane. Badate, dico italiane, non europee. Intendendo per canone, perdonatemi se sarò così lezioso, è una deformazione professionale, so di trovarmi di fronte a un pubblico avvertito e colto, ma per una dovizia e per un eccesso, come dire, intendendo per canone appunto quel insieme, quel sistema o quel corpus di testi che una comunità storicamente insediata in un territorio considera come testi esemplari, quindi come modelli da imitare, come modelli da tramandare e quindi come testi che concorrono a loro modo a costruire l'identità culturale di quella comunità. Bene, all'interno di questo canone la nostra Grazia Deledda non c'è. Mi verrebbe quasi facile continuare, Durdica mi conosce, lo sa, dico la Deledda per dire l'esempio più alto e più rappresentativo di un sistema linguistico e letterario qual è quello sardo. La Sardegna non è nei libri scolastici, potrei dire, ma mi fermerei alla Deledda. Eppure stiamo parlando della prima donna che ha vinto il premio Nobel per la letteratura in Italia, è l'unica, è la seconda al mondo. È un'ovvietà, no? È un po' come l'uovo di Colombo, che però va sempre ricordato. E ciò nonostante, quando esiste nelle storie letterarie, quando esiste, è collocata in un ambito marginale e completivo. E talune volte viene ricordata in modo, come dire, abbastanza discutibile. Vi faccio un esempio. Stiamo parlando di una storia letteraria che è stata adottata ed è una delle più importanti storie letterarie adottate nei licei italiani, quindi sardi e italiani.
a un certo punto ci sovviene, leggiamo, il romanzo Elias Portolu propone una tematica molto cara alla narrativa non solo italiana tra fine Ottocento e primo Novecento. E fin qui, niente di particolare. Continua la storia letteraria. Il conflitto tra un padre forte, dominatore e autoritario, e un figlio debole, incerto, che appartiene alla categoria degli inetti e che è come schiacciato dalla figura paterna. Avverto già qualche reazione. Esattamente. È un motivo che ricorre in D'Annunzio, Svevo, Pirandello, Tozzi e fuori d'Italia in Kafka. Cioè, cos'è accaduto? L'autore o l'autrice di questa, come dire, perla di saggezza, antifrasticamente distillato di insipienza, confonde il contenuto narrativo e diegetico dell'Elias Portolu con un romanzo inesistente o comunque non corrispondente. Secondo me sta confondendo con Padre Padrone di Gavino Ledda, che come sapete opera buona per ogni stereotipata sarditudine. E poi torniamo al concetto di stereotipo e di archetipo. Lo leggo apposta per questo, perché poi affrontiamo i due discorsi, quello dell'archetipo, che è una cosa seria e che gli artisti ci hanno restituito, e quello dello stereotipo di cui i sardi sono vittime. Cioè questa idea, questa diegesi, questa trama di Padre e Padrone è stata utilizzata così, d'emblée, nonchalance, per una storia letteraria che circola in molti licei italiani e quindi anche sardi. Peraltro, devo dire, concionando con un esercizio di alto equilibrismo dialettico sul concetto di netto, insomma, che transeamus. Ecco, quando è affrontato il discorso della Deledda, è affrontato in questi termini. E anche in questa occasione io ricordo quando fu allestita, preparata da Rai Storia una monografia, una trasmissione su Grazia Deledda, lo ricordo spesso, ricordo che la regista venne a Sassari e mi pose questa domanda, che io provocatoriamente, ma mica tanto, vi propongo e vi restituisco. Dice, ma professore, come mai una scrittrice così famosa, così tradotta in tutto il mondo non esista? O comunque, appunto, quando esiste è relegata in quest'ambito così marginale. E lei, ricordo sempre, mi diede un'imbeccata, no? Perché una donna, mi disse, sì. E io dissi sì, o meglio ni, perché una donna, io aggiungerei perché una donna sarda. Cioè perché lei apparteneva esattamente a un mondo, a un sistema linguistico, letterario, culturale e quindi anche etico, che era cosa altra. Ed è stata per tanto tempo cosa altra rispetto al sistema letterario e linguistico delle tante Italie. E dentro quella concezione toscanocentrica e una visione ideal crociana, quell'opera e quella personalità non sempre è stata capita, perché letta quando letta con chiavi interpretative di inappartenenza. Il giudizio, qualsiasi giudizio di valore, parlo da critico e da filologo, ma questo vale per l'antropologia, vale per qualsiasi scienza, qualsiasi giudizio, per non essere pregiudizio, deve nascere dall'esame interno dei fenomeni e non deve sostituirsi ad esso, altrimenti è pregiudizio, che è l'anticamera della xenofobia.
concetto di etnocentrismo lo conoscete un po' tutti. Ecco, una visione toscanocentrica che ha destituito di propria dignità tutte quelle produzioni testuali, letterarie e culturali che non hanno permesso una certa critica, non di rado connotata ideologicamente, no? Di comprendere e di collocare nelle giuste coordinate storiche e culturali, io dico il sistema letterario sardo, culturale sardo, in questo caso specifico l'opera dell'Ediana. Io credo che questo sia uno dei punti di svolta, che pone una questione, secondo me, non solo culturale, pone una questione politica. Per me è politica. Cioè di come noi, come sardi, stiamo dentro, appunto, quell'articolato sistema. Una scrittrice che appunto dal 1890, tenete conto dalla pubblicazione della prima silloge nell'Azzurro fino a quella postuma, Il cedro del Libano del 39, lei muore nel 36, sapete bene, scrive più di 20 raccolte di novelle, parlo di raccolte, non di novelle sparse, stiamo parlando di centinaia e centinaia di testi pubblicati in decine se non centinaia di riviste in Italia, in Europa e nel mondo. Quindi un corpus imprescindibile al fine di una valutazione critica complessiva della personalità dell'opera. È una scrittrice, sapete bene, che sempre dal 1890, se si vuol partire dalla Stella d'Oriente, quando uscito con l'Avvenire di Sardegna, al 36, quando esce a puntate nella nuova antologia, nel 37, con l'edizione Treves, fino con l'uscita del romanzo Cosima, del quale anche parleremo, scrisse più di 30 romanzi. Ora, lungi da me dal voler fare, come dire, dei paragoni. Prima si facevano classifiche, no? E ci abbiamo sorriso un po', ma sopra. Ma io accenno al fatto che uno scrittore come Verga, e anche questo è stato, lo ripeto spesso, oggetto di amabile conversazione con i colleghi dell'Università di Catania, che è stato un grande scrittore e che tuttavia, se ci pensate bene, è conosciuto soprattutto per 2 romanzi e tuttavia pagine e pagine, lo dico alle studentesse o alle ex studentesse dei licei, pagine e pagine delle storie letterarie sono dedicate a Verga, che sì, è vero, ha cambiato il romanzo manzoniano, però il romanzo verghiano rispetto a quello manzoniano non ha cambiato i destini del romanzo italiano. Almeno non nella misura in cui l'aveva fatto Manzoni. E quindi che è accaduto? È accaduto che per decenni, come è stata considerata la Deledda da una certa vulgata critica, quasi alla stregua di una sprovveduta ragazza di provincia. E quindi la sua opera quasi destituita col tempo di propria dignità letteraria, delegata nell'ambito regionale, anche da studiosi sardi, perché qui mi viene quasi facile attribuire delle responsabilità a un certo mondo continentale, ma guardate che una grandissima responsabilità ce l'abbiamo noi sardi. Nell'ambito regionale è considerata come scrittrice marginale e periferica rispetto a una grande ipotetica produzione nazionale, se non addirittura consegnata all'oblio. E perché? Provo in termini sintetici a spiegarne le ragioni. Perché è considerata una scrittrice troppo folclorica? La Deledda era troppo folclorica.
una scrittrice ottocentesca, quindi rimasta imprigionata in quel secolo, cosa destituita di proprio fondamento, fu una scrittrice modernissima, ne parleremo, e quindi, in quanto ottocentesca e folclorica, una scrittrice antimoderna. Questa era lo stigma quasi di quella vulgata critica. Quindi lontana dalle suggestive, proprie suggestioni proprie delle magnifiche sorti e progressive. E questo, lo capite bene, ha svilito e mortificato quella stratificata intelligenza della complessità umana, rappresentativa umana, tramandata dalle sue opere, che invece per converso, secondo noi, mirano a collocarsi su un piano di eternità. Ora, fortunatamente, devo dire che da alcuni anni, almeno un decennio a questa parte, il discorso è stato, riveduto e corretto, e fortunatamente, anche grazie agli studi, non solo filologici degli ultimi anni, il giudizio, soprattutto sulla sua opera e quindi sulla sua personalità, ha acquistato un respiro diverso. Proprio perché, grazie anche, e qui parlo pro domo mea da filologo, grazie anche alla filologia, una certa critica è ritornata al testo, è ritornata alla verità testuale, è ritornata al concetto di datità. Cosa voglio dire? Anche qui cercherò di essere rapido e il meno lezioso possibile. Noi abbiamo i fatti e abbiamo le interpretazioni. Superando Nietzsche, che addirittura vedeva nei fatti le stesse interpretazioni, ma senza farla troppo filosofica, voi sapete bene che se non stabilisci il fatto, anche le interpretazioni sono inficiate ab origine. Questo lo sanno i giornalisti, lo sanno gli storici, non è un caso che la filologia sia una disciplina che nasca dalle discipline storiche, e quindi, ancor di più, questa è una disciplina che acquista un senso oggi, ma questo è un altro discorso, in un'epoca di fake news, di post-verità, di verità manipolate, capisci davvero quanto noi dovremo ritornare al concetto del rigore filologico di ricerca della verità del testo, che non coincide con la verità delle cose, ma ci aiuta a capire la verità delle cose. Anche di fronte a tante inesattezze che sono state dette sulla vita della Deledda e a tante inesattezze che circolano, per esempio, su internet, no? Frasi che la Deledda avrebbe pronunciato a Stoccolma, che la Deledda non ha mai pronunciato, errori sulla data di nascita, poesie che la Deledda non avrebbe mai scritto, addirittura date di romanzi sbagliate. Vi parlo di bibliografie importanti, Penso alle bibliografie per esempio della Mondadori di Spinazzola, anche alle bibliografie di Natalino Sapegno. Penso alla bibliografia, per esempio, che fa riferimento al romanzo Ledera, datato 1906. E lì, dopo tante analisi e tanti studi, noi siamo ritornati a capire che, per esempio, quello fu un romanzo importantissimo. E qui, ecco, il romanzo Ledera è stata la prima edizione critica approntata dei romanzi delediani,
E ci tengo a ricordarlo questo fatto perché è un fatto che colpì anche noi. Un'analisi più accurata ci ha portato invece a capire e a individuare la genesi di un libro che ci restituiva anche il profilo di una grande scrittrice. Non solo non l'aveva scritto nel 6, e questo è un dato che si poteva correggere, ma correggendo il dato noi abbiamo capito anche tante evoluzioni e il modus operandi di questa scrittrice. Che fa? Lei nel 1905 rientra a Nuoro. Lei va via da Nuoro nel marzo del 1900, parte per Roma dopo il matrimonio, avvenuto l'11 gennaio a Nuoro, con Palmerino Madesani. Rientrava ogni estate a Nuoro, andava al Monte Ortobene. Rientra appositamente, lo scrive a Pirro Bessi, rientra a Nuoro perché lei vuole scrivere un romanzo sardo. Scrive a Pirro Bessi. E io mi pongo questa domanda: ma che necessità ha lei di dire a Pirro Bessi che deve scrivere un romanzo sardo? Vado a verificare il manoscritto conservato presso la Biblioteca Universitaria di Sassari. Questo per dire quanto è importante anche vedere le carte e i manoscritti e capire la genesi e l'evoluzione di quel romanzo. E c'è scritto nella prima carta del manoscritto Ledera, sottoscritto romanzo sardo Cassato. Perché il romanzo sardo? Che bisogno ha Grazia Deledda dopo aver scritto La Via del Male? Dopo aver ormai pubblicato tante novelle di argomento sardo, aver scritto Cenere, l'Elias Portolo, conosciuto in Francia, tradotto dai francesi, conosciuto già in buona parte dell'Europa, di argomento sardo, che bisogno e che necessità ha di scrivere il romanzo sardo? Lo studio e le evoluzioni ci raccontano la ragione. La ragione è questa: che la Deledda pubblica per la prima volta l'Edera non in Italia, ma in Germania. La dà ai tedeschi. Vi prego, qualora vi fosse sfuggito, e sono certo che questo particolare non vi è sfuggito, di stare particolarmente attenti a questo passaggio della produzione, circolazione e ricezione del testo, perché ti dice molto di chi sia stata lei. Cioè lei non dà il romanzo agli italiani, lo dà all'Europa. Fino a qualche anno fa, ricordate, no? In tutti i talk show ti dicevano dovete entrare in Europa. Questa ragazza, già ai primi del Novecento, c'era in Europa. Era entrata, conosceva il mercato, era scaltrissima, intelligentissima. Capisce che la Sardegna piaceva all'Europa. C'erano i viaggiatori francesi, c'erano i viaggiatori inglesi. Erano gli anni in cui Max Leopold Wagner spedisce a Grazia Deledda uno dei suoi libri. Si studia la lingua, si studiano le tradizioni, i pittori spagnoli arrivano in Sardegna. Era l'isola del mito. Lei capisce la forza della Sardegna. È una forza culturale etica che gli europei guardano. Rodenberg scrive da Berlino: vogliamo un romanzo sardo. E lei consegna l'Edera ai tedeschi. Questo cambia tutto. Ed esce non nel 6, nel 7. E dopo 2 mesi lei consegna
il romanzo ai francesi, perché Parigi chiama, dopo Berlino, i francesi vogliono l'edera. Quindi tradotto a Parigi. Badate, grande successo di pubblico. Dino Mantovani scriverà nella Nuova Sardegna del 1907, sì, qualche mese dopo l'uscita in Germania, e poi nell'8, quanti romanzieri, quante scrittrici vendono quanto vende la Deledda in Italia. Parigi e poi il Sud America, la Hiedra in spagnolo. Sempre nel 7, Berlino, Parigi, Buenos Aires. Nel mentre che fa lei? Dà L'ombra del passato agli italiani, che è un romanzo ambientato nella pianura padana. Cioè dà agli italiani il romanzo di argomento italiano e all'Europa e al mondo la Sardegna, consegna la Sardegna. Questa è una cosa che la rende potentissima. Qui capisci l'operazione culturale che lei ha fatto. Cioè lei ha fatto più la Deledda per la Sardegna, e non è una battuta, che i nostri assessori al turismo. Da quando... E questo ti dice la forza modellizzante degli artisti, la grande importanza degli scrittori, dei pittori, dei musicisti, degli scultori. Cioè questa straordinaria capacità attraverso i linguaggi modellizzanti dell'arte di riconsegnare e di sublimare quell'inconscio collettivo che si struttura in archetipi. Sì. Ha fatto il suo romanzo, no, non c'è bisogno, ambientato nella pianura padana, non è per farsi riconoscere da quell'intelligenza che diceva lei italiana. Sembra un po' aver fatto, cioè andare incontro a quello che chiedevano. Sì. Quindi anche a farsi apprezzare fondamentalmente dalla letteratura italiana fuori dal... Lei non stava barando. Lei ha capito come andava il mercato editoriale. Uno degli elementi della modernità della Deledda. Sì, ma non solo. È un'operazione complessa che lei compie. È un'operazione complessa. Lei sa e capisce proprio dietro la richiesta del mercato editoriale europeo, e non solo europeo, americano, dopo il divorzio, viene tradotto nel 1905 a New York. Molte novelle deleddiane circolano negli Stati Uniti. Ma siccome gli americani amavano l'happy ending, chiedono alla Deledda di cambiare il finale. Lei che fa? Dà un finale agli americani e un finale agli italiani. Capisce il mercato. È chiaro? Quando, e qui dice anche la forza di questa, non sempre lei accetta, tant'è che una delle grandi questioni filologiche, anche questa è una questione che io ripeto spesso, e in questo contesto argomentativo, come dire, acquista un significato particolare, una delle grandi questioni filologiche della Deledda riguarda i finali. Lei cambiava i finali delle sue storie, spessissimo, compreso l'Edera. Basta guardare già il manoscritto, cambia il finale, cassa, scrive fine, poi continua attraverso un procedimento ellittico, insomma un'accelerazione vorticosa della storia, cambia i destini dei due personaggi, e questo lo fa con esattamente anche con Dopo il divorzio, lo fa con tantissime novelle. Per Cenere i francesi, lei amava il mondo francese,
sapeva la forza della cultura francese, del mercato editoriale francese, ed era il suo traduttore, intrattiene dei rapporti epistolari con quel mondo e addirittura ci tiene tanto al mondo francese, all'editoria francese, che fa sì che il romanzo L'Elias Portolu dall'edizione in rivista del 1900, un'antologia, a quello in volume, coincida quasi con l'uscita del romanzo in Francia, una sorta di effetto traino, perché dice esce a Parigi, esce a Roma, e quindi noi facciamo in modo che i romanzi escano nello stesso tempo in Francia e in Italia. Però ritorno al finale, per dire come lei, in maniera intelligente gestisse le due cose, i due aspetti, e il pubblico italiano un po' più provinciale e quello europeo. Però da Parigi dicono, voi sapete che Olì, in cenere, la mamma si uccide, c'è un suicidio. Lei utilizzava temi forti, non era per palati delicati. C'è il suicidio, c'è il divorzio, c'è lo stupro nell'opera delle Diana, c'è l'omicidio. Erano pulsioni primordiali, era nel mondo barbaricino che lei trasferisce. Dice, ma il pubblico francese questo non lo accetterebbe, che una madre si uccida per il figlio. E lei risponde, scusate, come la dovrei far morire? E i francesi rispondono, veda un po' di crepacuore. E lei li manda a quel paese. Ma no, sarebbe troppo convenzionale, perderebbe, come dire, il senso, il significato profondo di quelle. Guardate che questo è un tema, non vi sarà sfuggito, che sarà poi della psicanalisi. Come recidere il cordone ombelicale, cioè solo col gesto estremo. La madre, solo uccidendosi, può liberare il figlio da quel destino. È un tema fortissimo che lei interpreta in maniera originalissima. Questo per dire come lei cambiasse i finali, ma come lei guardasse a quel mondo editoriale tenendo conto di tante questioni, ma la Sardegna stava al centro. Ed è questa la grande scommessa che lei riesce a vincere. Perché antimoderna, dicevamo, e io cercherò e sto cercando di spiegare come lei invece fu modernissima, intanto per questa ragione. Come fu tra le più moderne e avvertite interpreti del fenomeno epocale di questa affermazione di una cultura di massa, caratterizzata da un pubblico di ampiezza senza precedenti e anche dal formarsi di una vera industria culturale, il rapporto con le riviste, la terza pagina, il feuilleton, il battage. Cioè, oggi per noi sembra una cosa così acquisita, ma stiamo parlando di un momento in cui quell'industria culturale si sta affermando, e solo nel 1908 darà agli italiani l'Edera. Maggiorino Ferraris, la nuova antologia, 15 giorni, 7.000 copie vendute. Lo riporta sempre Dino Mantovani. 7.000 copie vendute, 15 giorni. Io credo che ci sia oggi, con l'epoca di Facebook e di Instagram, qualche scrittore ci metterebbe la firma per 7.000 copie vendute in 15 giorni. Siamo nel 1908. Quindi era una scrittrice di straordinario successo di pubblico. Ecco perché dicevo, attenzione, indagare la data di quel romanzo, ecco la filologia, ci ha portato poi tutta una serie di elementi che ci ha restituito
la figura complessa di una scrittrice che stava in pieno dentro quel tempo. E fu moderna, badate, fu moderna consapevolmente, nel senso che faceva parte anche della sua ambizione questa. Lei scrive ad Angelo de Gubernatis nel 1892, stiamo parlando della grazia ancora nuorese, la grazia, l'intimo segreto del grande sogno, la ragazza che sogna la Gerusalemme dell'arte, sogna Roma, ed è ancora la grazia che ha qualche complesso di inferiorità, come tutti i sardi, e anche questo è argomento che affronteremo. Lei scrive nel 1892: sento tutta la modernità della vita. Sento tutta la modernità della vita, dei tempi nuovi. Io sono molto coraggiosa nella vita che per intima vocazione, senza studi, senza essere mai uscita dal mio nido selvaggio ho intrapreso. Nessuno mi ha mai aiutato. Pochi mi hanno capito e neppure nella mia famiglia. Ci fu un rapporto conflittualissimo con la madre, anche comprensibile, no? Fatemi aprire una parentesi. È troppo facile fare la storia col futuro anteriore. Una madre che alla fine dell'Ottocento vede una ragazza che fa tutto il contrario di quello che dovrebbe fare una ragazza in quel contesto, va da sé che le nostre mamme, ma lo fanno adesso, chi lo fa? Ti riprendano, immaginate, quindi era anche normale questo. È più il padre la figura di riferimento per lei. E il padre capisce, l'aiuta, che fu anche ex sindaco di Nuoro. E il poco che ho fatto, l'ho fatto tutto da me. E qui c'è l'ambizione della fanciulla, il grande sogno, c'è la caparbietà dell'autodidatta, questo ostinato desiderio di riuscire a realizzare i suoi sogni anche a costo di entrare in conflitto col mondo di appartenenza, e l'anelito ardente di futuro, non c'è dubbio. 1890, 2 anni prima, a Maggiorino Ferraris. Avrò tra poco 20 anni. A 30 anni voglio aver raggiunto il mio radioso scopo. Si dà 10 anni di tempo. Quello di creare da me sola una letteratura completamente ed esclusivamente sarda. Lei vuole costruire la letteratura sarda e lo scrive. E il suo orizzonte di senso è chiarissima. A 20 anni. Si dà tempo 10 anni. Secondo voi ci riuscite? Questa ragazza ha traghettato il romanzo sardo nel Novecento europeo e mondiale, da sola. Ha fatto, è mutatis mutandis, senza tema di smentita posso dire che Grazia Deledda è stata, per gli scrittori italiani certamente, ma soprattutto per gli scrittori sardi, e non solo quelli in lingua italiana, ciò che Manzoni era stato per gli scrittori delle tante Italie, Don Lisander, cioè un modello credibile e perseguibile di romanzo, ma anche da un punto di vista linguistico. Se non mi faccio prendere dalla mia logorrea tribunizia e un po' di tempo vi spiegherò perché. Poi avvisatemi se sto andando troppo oltre con i tempi. Il romanzo è vero che nasce con Enrico Costa, lei lo dice, il mio maestro era Enrico Costa, grande romanziere. Lei amava Enrico Costa, ma chi veramente traghetta, afferma il romanzo sardo e lo riconsegna all'immaginario europeo, riportando la Sardegna al centro, è lei. Non c'è dubbio che quella letteratura sarda l'abbia costruita sostanzialmente lei.
Fu moderna per i temi anche trattati. Fu moderna, se non soprattutto per i temi trattati. Quindi per le tante verità metaforiche che sono riposte nel sottotesto delle sue pagine. Badate, la sua narrativa, e qui entra in gioco una delle grandi questioni, per dirla con Michelangelo Pira, del conflitto dei codici, che è uno dei grandi temi che i sardi hanno dovuto affrontare col mondo italiano, che non è solo un conflitto di codici linguistici, italiano contro sardo, non è solo un problema di codici giuridici, è anche un problema di codici estetici. Noi avevamo un'idea del bello che non era quello, Maltese lo spiega bene, la nostra era l'arte barbara, non era quello che ti rimandava ai canoni greco-latini. Noi avevamo un'altra idea del bello. Non avevamo il palazzo neoclassico, ma avevamo gli Stazzi. Lei supera questo complesso di inferiorità. Te lo dimostra con Cosima quando descrive la sua casa. All'inizio ha vergogna. Lei prova questo senso di vergogna, di complesso di inferiorità, quando si innamora del gigante biondo. Si innamora, però ha vergogna ad invitare questo bellissimo ragazzo, che la tratta malissimo peraltro, nella sua casa di Nuoro, perché non si sentiva all'altezza. Era il complesso di inferiorità. E chi ha visto la casa della Deledda, l'avessi io adesso una casa del genere, no? Bellissima. Quel complesso di inferiorità lei lo supera solo quando va a Roma, come succede a molti sardi, che solo quando vanno fuori riacquistano e riapprezzano e capiscono il valore morale di quel mondo guardato prima con tanta ritrosia. Lo recuperi dopo quel mondo, il concetto di circolarità, che lei riprende anche nel romanzo Cosima. Perché dicevo i temi, e soprattutto nei temi si insinua questo concetto, questo discorso del conflitto dei codici? Perché la sua è una narrativa, nella sua narrativa troviamo un serbatoio inesauribile non solo di procedure scritturali, va da sé, una palestra compositiva immensa, ma anche di distillati sapienziali ed esistenziali che derivano da quel sostratto antropologico sardo del segno letterario che si fa universale nel momento in cui sa trasmettere ai lettori in ogni luogo e in ogni tempo paesaggi dell'anima, dimensioni ontologiche, identità, un modo di vedere la vita e le cose. Tolstoianamente sei universale solo se inizi a descrivere il tuo villaggio. Lei lo capisce questo? Questo è l'universale concreto e non l'universale astratto, no? E anche qui mi viene sì, c'è poco da fare, lo devo ricordare. Ma perché voi sardi parlate sempre di Sardegna? Perché questa ossessione che ha scomodato la psicanalisi? La Sardegna come appassionato oggetto di scrittura. La Sardegna è il vero protagonista degli autori e degli artisti sardi, a partire dalla Deledda. Perché? Ed si risponde. Perché a parlare di se stessi si può essere universali. A parlare degli altri si è sempre provinciali. E citando Leibniz e Spinoza, che conosceva bene, ricorda ogni punto dell'universo può essere centro e periferia, dipende da dove guardi tu il mondo. Questo è rivoluzionario. Io finché posso questo lo trasferisco, non è lo vorrei, lo faccio, vero Durdik?
lo trasferisco nelle aule universitarie, perché la nostra forza sta qui. Questo io ho imparato da questi scrittori e dagli artisti, non sta fuori. Che non vuol dire che non devi andare fuori, ma la tua forza sta qui. Cioè loro ti hanno dimostrato che puoi essere riconosciuto dal mondo solo se ti presenti come te stesso e con la tua identità. Francesco Ciusa partecipa alla Biennale di Venezia con la madre dell'ucciso, che è la nostra Pietà. È l'archetipo di donna, torniamo lì, di donna barbaricina, rannicchiata nel suo dolore. È fondamentale. Quella donna lì ritorna nella narrativa di Dessì, in quella madre descritta nel Disertore. Quella è la madre rappresentata da Ciusa, ritorna nelle poesie di Publio Dui, ritorna in Sebastiano Satta. La madre per i sardi è la madre terra. La madre per i sardi è la madre terra. È quel cordone ombelicale, ma è reciso con la madre terra. La Sardegna è il luogo dell'esistenza assoluta. Questa è una grandissima questione, che voi mi direte, vabbè, probabilmente anche in altre culture, sì, ma non come la Sardegna. La Sardegna è una delle comunità che ha il più alto numero di circoli di immigrati in rapporto ai suoi abitanti al mondo. Penso che se la giochi con qualche altra, ma siamo lì. E siamo nostalgici. La nostalgia, no? Il nostos. Questo desiderio di ritornare a Itaca. Anche in questo caso voi mi direte, come altre volte ho detto, ma che ci dice? La nostalgia non è solo dei sardi, ora sta esagerando. Sì, è vero, la nostalgia è di tutti i popoli. Pensate ai popoli della diaspora, pensate ad altri popoli. Però la nostalgia è fondamentalmente la nostalgia in absenza. Tu sei nostalgico quando parti, quando vai via. Ti mancano i tuoi cari, la tua amata, il tuo amato, i tuoi amici, la tua terra. Noi siamo originali anche in questo. Noi siamo nostalgici qui, in presenza. Perché noi abbiamo il concetto di sentimento del tempo irrimediabilmente perduto, che fa parte di una visione ciclica del tempo e della natura, che era proprio della cultura greca. Vita, morte, vita, morte. Il tempo è un tempo senza tempo da noi. E non è solo un problema della Deledda, Cosima, no? Cosima parte dalla casa, inizia col descrivere la casa, punto d'arrivo e punto di ritorno. Il luogo, perché parte dalla casa lì? E secondo quella dinamica che ben conoscete dei centri concentrici, casa, Bichinau, Zavidda, la Sardegna, il mondo. Ti sta dicendo che se mi vuoi capire devi ritornare alle mie origini. Questo è l'universale concreto, questo è il locale globale. Lei parte dalla casa, ti racconta la casa nel dettaglio, il luogo degli affetti, perché la conoscenza inizia dalla soglia di casa. È il luogo della scrittura, degli affetti. C'è il gineceo della casa vita, che è la cucina, chi su vuchile. In Uvesatera Cannannedda raccontava so scontoso, è lei che lì inizia a sognare, a raccontare.
parte dal sostrato antropologico sardo. È lì che il padre, un cantore, improvvisava versi e invitava gli amici in lingua sarda. Lei è plasmata dalla lingua sarda e lo dice e te lo racconta. Beranu istiu a tonzu i verru sempre, in uve non si mori mai. Si campata e naschi in crapitor, mazzones e melalidone. Lussugliu, crapagliu, peagliu e mosè. Canta cantoner vetustasa, provrores agrestese e sughes anzatas de sarca e Noè. Intanto, bellissimo. Lussugliu, crapagliu, lussorio, crapagliu, peagliu, la quarta parte di Mosè. Canta cantoner vetustar provrores agreste de sughes anzatar de sarca e Noè, il richiamo biblico, veterotestamentario, è tipico dei cantori, ritornavano. Questo è un poeta di Lula. Questo Vitunuseka Preteri non aveva mai studiato. Guardate che competenza ha del letterario, che ti dice la competenza che aveva quella gente, la nostra gente, il popolo della letterarietà e della poesia. La poesia non era per molti linguaggio straordinario, non era licenza, era ordinarietà. Non era scarto o ipersegno connotato, per usare un termine della semiotica. C'era una competenza, come dire, del letterario che era una competenza attiva. E perché vi ho letto questo? Per dirvi come un poeta, tra i tanti che vi potrei citare, ritorna a quel concetto di ciclicità. Il microcosmo è idillico, dove uomo e natura vivono in perfetta armonia. Berano, istiu, attonzu, i verru, sempre. In uve non si muore mai, dove non si muore mai, dove uomo e natura vivono in perfetta armonia e si sostanzia di un tempo senza tempo, perché è ciclico, interminabile, che è il tempo dell'eterno ritorno, che è considerato il tempo della natura, che è il tempo della vita e delle stagioni. Nel mondo agropastorale sardo, così come accadeva appunto nel mondo greco, l'orizzonte di riferimento è la natura. Siamo fuori da una visione escatologica del tempo che verrà. Ed è concepito l'orizzonte di riferimento, la natura, come uno sfondo immutabile, berano, istiu, atunzu, iverru, sempre, no? Primavera, estate, autunno, inverno, sempre, dentro la trilogia della vita, che era la nascita, la vita, naturalmente. Si nasce, nasci in crapitos e mazzonese, si vive in quanto esseri gettati nel mondo, per dirla heideggerianamente, si campata, si genera per garantire la prosecuzione della specie, suges anzatas, come vuole la legge di un creato al cui vertice non c'è solo l'uomo, ma tutti gli esseri viventi in quanto mortali. Lussugliu, crapitor, mazzone, suges, ape, spudar, melaslidone, frores, agrester de monte. Montalbo. Sta raccontando. Qui cosa ti dice? Che non c'è per i sardi, non c'era per quei sardi lì, compresa la Deledda, una visione antropocentrica, che è quella che ha distrutto il pianeta. Non c'era la visione predatoria della natura, ma l'uomo faceva parte del ciclo. E anche il modo con il quale affrontavano la morte era diverso. Faceva parte della natura. La morte, certo che segna la fine dell'ente o del singolo esistente, ma è solo un evento funzionale al grande, immutabile ed eterno ritorno della natura. Non si muore mai.
perché tutto. Questo faceva parte di quella concezione. La Deledda sta dentro questa concezione, in pieno. Quando lei si ammala, tumore al seno, 26-27, insomma lei, diciamo che sostanzialmente intorno agli anni 30 sente l'approssimarsi della morte, lo avverte e decide di scrivere il romanzo del ritorno, del Nostos, del ritorno con la memoria all'infanzia felice. Il ritorno alle origini. Ecco, Sare Cuida, direbbe Antonino Muraena. È il ritorno. E anche qui, pensateci bene, è molto greco questo. Non c'è solo Omero. I greci l'età dell'oro la collocavano nel passato, non nel futuro. È la visione escatologica cristiana che colloca nel futuro la tua salvezza. Il passato era il male, la tua salvezza è nel futuro. E questo avviene anche per le ideologie laiche, no? Il sol dell'avvenire. Cioè, tutto deve arrivare. Questo avviene nella visione giudaico-cristiana, che era una visione escatologica. Non che non esista questo, ma noi abbiamo una radice, che è una radice fortemente greca da questo punto, che fa parte di quella visione, secondo me, che viene da uno delle due grandi radici della cultura occidentale. È il passato, il ritorno all'infanzia felice, all'età mitica. Quindi il ritorno esattamente alla sua casa, ritorna a questo aspetto. La stessa cosa fa Salvatore Sata col giorno del giudizio. Io questo l'ho detto, l'ho ridetto e lo ribatto. Io sono convinto che è vero che Sata inizia a scrivere quel libro, grande amico di Mannironi, Salvatore, grande amico di un grande uomo delle istituzioni che fu Salvatore Mannironi, un grande nuorese, che abbiamo ricordato e celebrato da poco a Nuoro. Lui scrive quel romanzo, è vero, perché il fratello si libera della casa, torniamo a Sadommo, l'importanza che ha la casa per i sardi e per la Deledda e per gli scrittori. Salvatore Sata inizia a scrivere il giorno del giudizio, si capisce dalle lettere, che lui scrive. Noi abbiamo le lettere di Salvatore Sata e tutte le carteggi di Sata nel fondo autografi scrittori sardi dell'Università di Sassari. Lui inizia e dice: io inizio a scrivere il romanzo perché il fratello si libera della casa, ma io sono dell'idea che lui legga Cosima di Grazia Deledda, scritti entrambi in articulo mortis. Parlano entrambi, è un ritorno alle origini, un ritorno all'infanzia, come dire, quasi una sorta di discesa catabasica, un ritorno a un mondo di vivi e di morti. È un recupero appunto di quel cordone ombelicale che dice molto di quanto, per esempio, quel discorso della casa sia un discorso centrale. Ecco perché dicevo, anche con Grazia Deledda, la casa, uno dei momenti di
particolare frizione che lei ha con Nicolina, e quando Nicolina vende nel 1912 la casa a Elia Sanna Mannironi, che poi sarà un antifascista sardista, che è la casa di Nuoro. È uno di quei momenti in cui pare, insomma, certo questo andrebbe secondo me dimostrato meglio, però insomma questo aspetto di questa frizione, questo passaggio di questa frizione con la sorella Nicolina, che dovette vendere la casa perché in quel momento, la casa e i terreni del Monte Ortobene, perché in quel momento dovevano acquistare vicino a via Porto Maurizio, Grazia nel 1912, poi credo via Imperia, insomma la sorella, la casa a Roma. E cosa fanno le sorelle Deledda? Ricostituiscono Suvochile. A Roma ricostituiscono nella casa di via Porto Maurizio, sotto il cedro del Libano, le 3 sorelle Deledda ricostituiscono quel gineceo. Eva vedava di sardo, in nugoreso. Questa è la testimonianza di Morelli, che dice: mi raccontava mia zia Nicolina che parlavano in un nuorese stretto, quando si vedevano, cioè avevano ricostituito su Wikinaw, l'avevano fatto a Roma, al Nomentano, avevano ritrasferito il mondo nuorese del paese a Roma. Torniamo all'universale concreto, torniamo a una Sardegna, come dire, che si replica e che si riproduce. Quanto tempo ho ancora? Posso andare? Mi rincuori molto. Mi so scallau. Allora, e quindi, perdonatemi se ho inseguito troppe lepri, ma ci stava, perché era un discorso che poi... Questo è il punto, perché qui vorrei ritornare. Quindi, per intendere compiutamente quel mondo, questo io dissi allora, ecco che poi tutto si chiude a proposito di Eterno Ritorno, alla regista della RAI, che mi disse: ma come mai, per carità. Allora cercai di fare o di offrire una spiegazione decisamente più sintetica, ma per capire la Deledda, i moventi, da quale complesso di moventi spirituali e culturali abbia preso le mosse, quel processo che poi ha trovato consacrazione e il suo culmine quel 10 dicembre del 27 per il 26 a Stoccolma, quando vinse il premio Nobel. Se vuoi capire Grazia Deledda, ma lasciatemi dire, se vuoi capire gli autori sardi, devi capire i 2 mondi. No? Grazia Deledda, scrittrice tra 2 mondi, cioè quali sono stati i mondi che hanno concorso alla sua formazione etica, intanto morale, e poi estetica e letteraria, intellettuale ed umana. Il mondo delle origini, prima di tutto. Te lo dice lei. Il mondo delle origini, che è il mondo dell'appartenenza, è il sostrato antropologico sardo. Il giudizio, per non essere pregiudizio, deve nascere dall'esame interno dei fenomeni e non deve sostituirsi. Adesso vuol dire che se non vuoi fare un'operazione pregiudiziale e inesatta, se vuoi capire la Deledda e gli artisti sardi, devi capire intanto la Sardegna. Devi entrare dentro quei codici, devi entrare dentro quei sottocodici, altrimenti non la capisci. Questo è un punto fondamentale, qui sta il conflitto dei codici, qui sta la difficoltà che ha avuto una certa critica letteraria e non solo, nel capire, nel collocare nelle giuste coordinate i nostri autori e la Deledda. Sta qui,
nel non aver voluto capire esattamente quel mondo di appartenenza, che era un mondo agropastorale, nei termini in cui abbiamo detto, un mondo dell'oralità primaria, non della scrittura, ma dell'oralità primaria. Anche questo cambia. Il nostro è un mondo organizzato secondo una percezione uditiva. Il mondo dell'oralità è il mondo della memoria, è il mondo dei cantori. Noi avevamo pastori che si riportavano a memoria intere ottave, tutto andava a memoria, ed era il mondo dell'oralità. Zubabu de Grazia, vitunu cantore. Abbolu, cantava a tabolu, finza a taulinu, scriveva anche, ma improvvisava, come vi dicevo prima. Questo era il milieu di Grazia. Grazia capisce, lo scrive lei stessa, adesso per ragioni di tempo non posso leggerlo, ma lei racconta come rimaneva estasiata nel vedere il padre che sfidava gli altri in versi, nella cucina, fino a notte fonda. Si dice, a me piacevano i gozos, però veniva dal mondo dell'oralità ed era sardofona, un'altra lingua. E poi c'è il secondo mondo, che era il mondo urbano, romano, italiano, scritto, della scrittura. Questi sono i due mondi. Questi sono i due mondi. Cioè, la Deledda potrebbe vivere senza la Sardegna, scrive Carlo Bo, uno dei critici più intelligenti, più acuti che noi abbiamo avuto. Potrebbe vivere senza la Sardegna, ma non potrebbe essere ciò che è stata senza gli anni nuoresi, senza quella casa lì, no? Nel quartiere di Sant'Upredu, che era il quartiere dei pastori, che poi ci è stato raccontato da Salvatore Satta, poi c'era Via Maiore, poi c'era Seuna, il quartiere dei contadini. Intendo ricordare la Sardegna della mia fanciullezza, paese almeno per me ancora di mito e di leggenda, mito e leggenda. Anche quest'ansia e questa necessità che hanno avuto molti autori sardi di ritornare al mito e al racconto epico ti riporta a quel sentimento del tempo irrimediabilmente perduto, che è il concetto di una patria perduta. La nostra nostalgia si colloca su un tempo senza tempo, non è solo una dimensione spaziale. Nei costumi e negli usi dei centri anche più solitari della Sardegna, nelle loro feste e nei loro riti, sopravvivono tradizioni originali che risalgono a epoche anteriori alla civiltà orientale e a quella portata nell'isola dalle prime dominazioni straniere. Lei scrive questo pochi mesi prima di morire, Ma soprattutto sopravvivono, questo è il passaggio. La saggezza profonda e autentica, il modo di pensare e di vivere, quasi religioso, di certi vecchi pastori e contadini sardi. Da alcuni di questi vecchi, conosciuti nella mia fanciullezza, ho appreso verità e cognizioni che nessun libro mi ha rivelato più limpide e consolanti. Sono le grandi verità fondamentali che i primi abitatori della terra dovettero scavare da loro stessi, maestri e scolari ad un tempo, al cospetto dei grandiosi arcani della natura del cuore umano. Questo è un manifesto. Lei ti sta dicendo da dove ha tinto, da quella sabidoria popolare, da quel serbatoio. Questo è Ziu Martinu dell'Elias Portolu. Questo è l'Efis di Canne al Vento. Questo è lo zio Cosma di Colpi di Scure. È il vecchio saggio, il vecchio pastore sardo, che era anche, lei spesso usa il termine druido o druido. E io dicevo, vabbè, ma questo lo fa per, come dire, quasi una sorta di
di esibizionismo neofita, no? Tipico della giovane scrittrice in erba che deve dimostrare che lei sa. No, ero io presuntuoso. Lei sapeva cosa stava dicendo. Il druido faceva parte della vecchia società celtica, era il vecchio saggio dell'oralità che governava le comunità ed era il guardiano del bosco, della natura. Ecco perché Colpi di scure. Lei fu la prima che scrive una novella nel 1902 contro il taglio del bosco, contro l'attacco dei continentali alla Sardegna, contro l'attacco dei boschi, contro la distruzione della natura. Li chiama nella novella i devastatori venuti d'oltremare. È chiarissima. 1902. Greta Thunberg antelittera? Scherziamo un po'. La natura, torniamo al concetto di natura. L'uomo rapacificato con la natura, quella era una civiltà rapacificata con la natura. In molti romanzi ritorna il discorso del taglio del bosco, che poi riprenderà anche Giuseppe De Sì, ritorna in moltissimi autori e scrittori sardi. Erano i vecchi saggi che dirimevano le controversie nei nostri paesi. Sapete da dove li prende lei? Dalla Carta dei Logu. Erano i boni homines. Lei nello stesso testo parla dei giudici sardi, che erano, perché anche qui non vorrei essere, c'è la deriva tandiana del mio maestro, che tanto mi ha insegnato, ma aveva ragione, quando mi diceva: Dino, ma perché noi ci hanno etichettato come il popolo del codice della vendetta barbaricina, quando questa è una civiltà che è stata governata dalla Carta dei Logu e ha una sua civiltà giuridica. Forse non esisteva la vendetta? Sì, certo che esisteva la vendetta, ma poteva essere eretta a sistema giuridico? No, per una semplice ragione, che non può reggersi una civiltà sulla vendetta, saremmo rimasti in due altrimenti, al duello finale. Può una civiltà reggersi? Questa è una civiltà che si è retta sulla Carta dei Logu, in lingua sarda. Lei riprende, questo è il conflitto dei codici. Certo che c'era un diritto consuetudinario, ma c'era anche un conflitto dei codici. La Deledda questo lo capiva, lo avvertiva, ma per una semplice ragione, perché il padre, ex sindaco di Nuoro, era uno di questi, che dirimeva le controversie a Nuoro. E lei vedeva questo, era un uomo saggio e buono, scriveva, riconosciuto dalla comunità, che teneva, questo era il tessuto condiviso di valori condivisi che teneva, il tessuto connettivo di valori condivisi che tenevano le nostre comunità. Era un sapere antropologico che sfuggiva all'occhio, a una chiave e a una lettura di inappartenenza. E quindi dice: io da quei vecchi ho imparato verità e cognizioni che nessun libro mi ha rivelato più limpide e consolanti. Ancora, Saramago, l'uomo più saggio e più giusto che abbia mai conosciuto, non sapeva né leggere né scrivere. Non è Deledda, è Saramago, un altro premio Nobel portoghese. È la stessa cosa che dice la Deledda. Non ti sta dicendo che la conoscenza non passi anche nei libri, ma stai attento. Che la cultura non è la nozione, è la capacità che hai tu di stare al mondo. È la sintassi delle relazioni, non è ciò che tu sai, ma ciò che tu sei. Questo è Gramsci, È Gramsci che ci dice che ognuno di noi può essere filosofo. Guardate come poi tutto si
si ricollega, e la sua maestria è stata quella di essere riuscita a far vivere mondo d'appartenenza con mondo di inappartenenza, mondo delle origini con mondo nuovo, dentro un rapporto dialettico di interazione e di simbiosi, senza complessi di inferiorità, senza complessi di sorta e atteggiamenti di subalternità. Perché lo dico questo? Perché questo è un altro passaggio, secondo me, qualificante del discorso che io propongo. Perché molte volte noi questo complesso di inferiorità lo abbiamo avuto come sardi. E ci dobbiamo liberare, perché noi viviamo questa conflittualità, il famoso io dimidiato, e qua mi viene facile citare Placido Cherchi, fratello di Paolo. Quando Placido Cherchi parla del sardo come di un'identità scissa, dimidiata. Noi abbiamo due identità, almeno io mi ci metto in mezzo, perché io l'ho vissuta, l'ho sofferta questa sorta di identità, questo irrimediabile dualismo tra la tendenza a tuffarsi nel mondo nuovo, che consente di liberarsi dai legami, appunto, in cui costringono le origini, invece la pulsione uguale e contraria ad accettare i valori del gruppo sociale d'appartenenza. Cioè noi abbiamo questa doppia identità tra una soggettività e identità che è desiderata e anelata, mai raggiunta, che è quella italiana. E c'è una soggettività e identità bloccata da una sorta di complesso di inferiorità che non di rado sfocia in un'autocoscienza anche depressiva, che è quella sarda. Ecco, grazie ad Eledda, gli artisti sardi hanno sbloccato quella soggettività e l'hanno rimessa al centro ed è ridiventata risorsa. Questo è il grande insegnamento che io credo di aver imparato dagli autori sardi, dagli scrittori sardi, dagli artisti sardi e da Grazia Deledda. Esattamente questo, che non solo la tua salvezza sta qui, ma che la tua forza sta qui. E che solo qui, a partire dalle tue radici, tu riesci a confrontarti col mondo, partendo da te stesso. Ecco perché io vorrei tanto che la letteratura sarda entrasse nelle scuole, sempre di più. Ecco perché io mi sono battuto, riuscendoci, a istituire a Sassari un curriculum di lingue e culture della Sardegna nella laurea magistrale in lettere. Perché una studentessa che un domani andrà a insegnare nel territorio non può prescindere dai codici che hanno plasmato l'identità delle comunità che si sono insediate in quei territori. È fondamentale questo. Questo è attivare il circuito della comunicazione interna tra di noi, che ci renda di nuovo distinguibili nel reticolo planetario. Questa è la nostra forza. Questo io credo di averlo imparato dagli scrittori e dagli artisti. Se noi riuscissimo a trasferirlo alle nuove generazioni, sapete quanto cresce l'autostima? La forza di se stessi di fronte al mondo? Non la vergogna e il complesso di inferiorità di essere sardi. Loro con la Sardegna ti hanno dimostrato che sono distinguibili nel reticolo planetario. Lo ha fatto Biasi, lo ha fatto Ciusa, lo ha fatto Satta, lo ha fatto la Deledda, lo ha fatto Pepe Dessì e tanti altri artisti e scrittori che si sono affermati nel mondo e studiosi. Questo è, scrive Dessì, da bambino, Dessì stava, anche questo Dessì lo scrive quando sta per morire. Proprio da bambino Giuseppe Dessì ebbi la sensazione delle grandi distanze e della profonda differenza tra le due Italie. Quella nostra Sardegna, la nostra isola, e la penisola.
che fu il dramma di tutta la mia vita, scrive Dessì, e lo è ancora adesso che sono vecchio. Dessì ti dice che non l'ha risolta. Salvatore Satta: ho fretta perché tra 3 giorni parto per la Sardegna, sono arrivato alle soglie della disgregazione fisica, mi fermerò solo 6 giorni, ma io so che respirerò l'aria dei miei grandi padri e questo renderà più intensa e più urtante la cura. Ho vissuto quei venti, Deledda. Ho vissuto quei venti, quei boschi con le montagne. Ho guardato per giorni, mesi e anni il lento volgersi e svolgersi delle nuvole sul cielo sardo. Ho 1000 volte appoggiato la testa ai tronchi degli alberi, alle pietre, alle rocce, per ascoltare la voce delle foglie, ciò che raccontava l'acqua corrente. Guardate questo rapporto con la natura, questo processo animistico, antropomorfico. La natura è umana, è umanizzata. Da noi le pietre cantano, gli alberi piangono. Ho visto l'alba, il tramonto, il sorgere della luna nell'immensa solitudine delle montagne. Ho ascoltato i canti e le musiche tradizionali e le fiabe e i discorsi del popolo. E così si è formata la mia arte, come una canzone o un motivo che sgorga spontaneo dalle labbra di un poeta primitivo. Grazie. Perplessità, proteste. Sì. Ovviamente ci vorrebbe un'altra serata però mi incuriosisce molto, mentre i canoni, i codici di quello che lei ha scritto di sardo, ce li ho, no? Mi manca il suo vissuto dal quale sono nati quei romanzi ambientati fuori, per esempio penso ad Annalena Bilsini, eccetera. Quindi mi viene da pensare che lei non è stata una signora che è rimasta a casa a crogiolarsi, ma era una che è entrata anche nelle dinamiche di altri posti, di altre realtà, di altri codici comportamentali. Non so se... Sì. se certo, non c'è dubbio. Intanto la sua Roma, poi Cervia, ad esempio, Cicognara. Lei conosceva molto bene, andava... il paese di Palmerino, no? Del marito di Palmiro Malesani. Annalena Bilsini è un romanzo scritto e ambientato nella pianura padana, di donna molto forte, ma non solo. C'è qualche critico, forse anche con qualche ragione, che ha voluto vedere lì, insomma, ricordate la politica del grano, del regime. Quello fu un romanzo così particolarmente che stava al centro anche di una particolare rielaborazione, verosimilmente, della Deledda. Però una lettura, uso un termine, una parolaccia, semiotica, ma anche di livello elementare, mi riporta sempre alla Sardegna. Cioè anche quando lei scrive e ambienta anche quella figura di Annalena,
è la figura di una donna forte, di una società matriarcale. E lei lo scrive, che la società sarda è una società matriarcale. Lo scrive, non è che me lo sto inventando io. Non è che lo deduco da una mia pseudo-lettura semiotica. No, no, lo scrive. Lei considera la società sarda una società matriarcale e non in un caso che la figura femminile sia una figura fortissima nei romanzi dell'Ediani. Noi uomini ne usciamo male. Siamo basici, no? Siamo monodici, non di rado immaturi. Pensiamo a come si vive anche l'amore, il tormento dell'amore. La donna ha senso di responsabilità molto più dell'uomo nei romanzi della Deledda. E quella figura di donna, che è la donna matriarca che governa anche l'azienda, Conte Pizzadora si dice a Nuoro, Savemina Conte Pizzadora. E lei era così, Lei stessa, è Palmerino che si dimette da segretario, lavorava in via 20 settembre, che si dimette per aiutare, cioè anche questo, a proposito di autodeterminazione della donna e di modernità della donna, va detto, Anche questo va detto. Io sono tentato di rileggere quella bellissima riflessione che lei in quell'intervista del 14 rilasciò, che probabilmente lei ha già sentito, rilasciò nel giornale Il Mattino a proposito del femminismo e di come lei dice le donne prima o poi devono diventare femministe. E adesso non voglio, come dire, ma c'è questo, l'ho portato apposta, insomma. Certo, lei non fu femminista nel senso classico, storico, nel senso che non partecipò a quei movimenti che si sono storicamente tuttavia lo dimostrò con l'agire, col fare, la sua capacità di occupare spazi nella società. No, io lo devo leggere a questo punto. È una captatio benevolenza, le donne mi devono... sì, è un richiamo. Questo lo scrive nel 14, un'intervista al Mattino di Napoli. Io quando leggo questo... Per carità, va contestualizzato, lei era anche abile nel calibrare i codici in base agli interlocutori che aveva. Però scrive: temo che finirò col diventare femminista. Le ragioni, troppe e troppo lunghe, in parte le conoscete, ne ho già parlato con qualcuno, sono state anche pubblicate. È necessario che si diventi femminista e credo che finiremo con l'arrivarci tutte. Può restare, dice lei al giornalista, sempre la donna in queste condizioni? La donna ha bisogno di libertà, la donna ha bisogno di luce, la donna ha bisogno di dare alla propria coscienza la responsabilità di se stessa, non affidarla a chi spesso non è degno, o per cattiveria o per inettitudine. La donna ha un posto nella società, ella deve occuparlo e quegli spazi lei li occupa. Io intendo questo per femminismo, cioè che tutte le mie sorelle nel mondo siano più forti e più felici. È la sorellanza, concetto di sororità. La politica è, come essa è, una cosa miserabile, triste e povera. Lo contestualizzo questo, perché lei nel 1909 viene candidata, Sebastiano Satta la chiama, costituiscono un comitato elettorale con i radicali. 1909 si candida quando le donne non potevano neanche votare, però rimane delusa, insomma, delusa non tanto dal fatto in sé, anche dalle vicende politiche. Vede quel Parlamento, siamo nel 14, è la crisi del regime liberale, va tutto contestualizzato. Anche quest'anno, dice, volevano riportarmi candidata. La cercavano per candidarsi, no? Come è successo l'altra volta in Sardegna, dice lei. Ma io ho rifiutato. Ma cosa credete che possa andare a fare una donna a Montecitorio? Nella Camera dove il paese manda come suoi rappresentanti i suoi uomini e non certo i migliori. No, e continua, e con noi. Io avevo la pelle d'oca, ho detto... Ma con uomini, poi mi dicono che questa è antimoderna, con uomini politici così piccoli,
impreparati e devo dire, dice il giornalista, poco sereni, è inutile impegnarsi in qualsiasi lotta, come donne noi dobbiamo attendere. Questo lo dice nel 1914. Cioè, per quanto contestualizziamo, insomma, era abbastanza consapevole delle dinamiche. Marocco, Maghreb. Non parlo bene l'italiano, ma posso dire che qual è il componente della civiltà araba nell'opera di Leda? Oibo, questa... Perché il suo paese loro viene del nord, del nome nord in arabo che si dice Luci. certo. Allora credo che c'è qualcosa della civiltà araba nell'opera di Leda Grazia. L'oralità, le origini, i vestiti, gli abiti, folklore, eccetera. Grazie. Grazie a lei, la ringrazio per la domanda, come si dice nelle migliori. Allora, io le racconto questa, mi dà la possibilità di parlare di un poeta nuorese, amico della Deledda, che visse 30 anni in Algeria, in Tunisia e Marocco. Nuorese. Francesco Cucca. Francesco Cucca, che ritornava a Nuoro vestito col bernus. Era un personaggio anarchico. E lui, quando rientrava, andava anche a Roma e dava da leggere le sue poesie ambientate nel Nord Africa e i suoi racconti. La silloge intitolata, pubblicata nel 1912, Veglie beduine, e poi questa bellissima raccolta di racconti, i racconti del Gorbino. Per chi non lo sa, il Gorbino era la tenda dei nomadi africani. Anche il mondo di Amicis sul libro del Marocco. Sul libro del Marocco. Prima ambasciata italiana in Marocco. Ma è interessante ciò che risponde la Deledda. Grazie a Deledda vede, quindi ambientato nel mondo pastorale dell'oralità magrebino, questi racconti di questo poeta. E grazie a Deledda dice, esprimendo giudizi lusinghieri, io vedo in quei pastori primitivi africani i pastori primitivi sardi. Lo dice lei, c'ho la lettera. Lei ha toccato un punto. Cucca, Francesco Cucca, poeta nuorese, morto a Napoli nel 1946, nato a Nuoro, vive però 30 anni, va lì, grazie a un'azienda toscana, dopo i bacini calaminiferi dell'Inglesiente, moltissimi sardi vanno a Tunisi, come tanti siciliani. Tunisi era allora una delle città più veramente cosmopolita, no? C'era un intero quartiere di siciliani, quasi 50.000 siciliani a Tunisi e tantissimi sardi che emigravano. Io lo ricordo a volte. Certo, io lo ricordo quando dico noi non accettiamo adesso i magrebini, ma badate che noi andavamo lì, ma eravamo migliaia, andavano lì. Oltre che i francesi e i tedeschi, ci andavano naturalmente i siciliani e i sardi. Fra questi Cucca, che scrive queste poesie ambientate. La Deledda accoglie il concetto di primitivo, che poi qui aprirebbe un altro discorso interessantissimo sul primitivismo, i linguaggi dell'arte.
la secessione romana, il suo rapporto con Biasi, il mondo africano. C'è un rapporto strettissimo perché sono società tribali. E il concetto di primitivo lei lo ritrova anche in quelle società e lo dice esplicitamente proprio per il Maghreb. Sì, sì.